A dicembre è venuta anche a trovarci la ex ormai First Lady, la moglie di Biden, appunto Jill Jacobs. E qui il ricordo di questa visita. Ed ha goduto anche lei di questo panorama mozzafiato, dal quale vi invitiamo ad un evento da non perdere. Sabato 16 agosto, come al solito, ci sarà la 10ª edizione della rassegna popolare Ibisoda in questo bellissimo borgo dei Peloritani, da cui si possono osservare bellissimi panorami e vi aspettiamo per tantissime sorprese. Prima di approfondire quell'evento che vi sarà, parliamo di dove siamo in questo momento. Allora, ci troviamo a Gesso, appunto come diceva Tonino, nella Perla dei Peloritani, dove possiamo vedere questi bellissimi panorami e dove appunto... Ed ha anche omaggiato... Sì, c'è anche omaggiato di questo albero che segna quello che è l'unione tra appunto gli Stati Uniti e la città il paese di Gesso, da dove vengono appunto i suoi cari. Quindi la moglie di Biden ha goduto di questo panorama. E parliamo allora nei dettagli di questo evento che vi sarà a breve, 16 agosto, rassegna popolare Ibisoda. Parliamo di questo grande appuntamento. Assolutamente, ovviamente il re della serata sarà sicuramente lui, il cannolo, con i suoi 3 gusti classici, ricotta, giandui e pistacchio, ma oltre ovviamente al dolce ci saranno ovviamente anche tanti stand ovviamente del salato, come ad esempio il pane cunzato e anche altre prelibatezze siciliane, e sarà anche allestita per l'occasione una cassata dal vivo che verrà realizzata sul momento e poi verrà degustata al termine della realizzazione. Ci si immergerà nella Sicilia più autentica, perché non perdere questa occasione? Perché appunto ormai le manifestazioni che ricordano le tradizioni siciliane sono veramente poche e quindi ormai nella provincia di Messina possiamo trovare appunto la rassegna popolare Ibisoda, quindi dove potete trovare la sfilata dei canetti siciliani, l'opera dei pupi siciliani e anche tanti canti e balli appunto folcloristici, oltre ovviamente anche al gruppo delle matriosche che animerà alla fine della serata. Cosa rappresenta per voi questo borgo, Villaggio Gesso? È il borgo in cui siamo nati, siamo cresciuti e ovviamente rappresenta le nostre radici, da cui è impossibile ovviamente separarsi, anche se la vita ci può portare lontano, però alla fine le nostre radici sono e saranno sempre qui, quindi ci ricorda sempre i tempi dell'infanzia e della gioventù ovviamente. Allora rammentiamo a tutti l'appuntamento con i dettagli del giorno riguardo appunto l'orario, a che ora essere presenti. Allora, appuntamento a Gesso il 16 agosto dalle ore 18. Per quale evento? Ripetiamo il nome? La Decima rassegna popolare Ibisoda. Grazie, seguiteci per tanti altri video sulla pagina di Bella Sicilia e vi aspettiamo, grazie!